Buonasera amici di Calcio Napoli 24, ben ritrovati con il consueto appuntamento con Recap, questo format che vi consente di vedere tutto insieme un po' quelle che sono le notizie di giornata targate calcionapoli24.it e non soltanto. Oggi 22 dicembre 2022, 18:01, un saluto da Ciro Novellino, un ringraziamento ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Andiamo subito al touch perché è partita la prevendita per Napoli-Juventus, biglietti in vendita con curve a 50 euro, andiamo a vedere nel dettaglio, eccoli qua i prezzi dei tagliandi, 50 euro le curve, 85 distinti, tribuna Nisida 100 euro, tribuna Posillipo 150 euro, tribuna Family 50 euro, 20 euro under 12, non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore tribuna Family. Però giustamente il Napoli ha fatto una nota, ha comunicato subito una precisazione, ha fatto una precisazione perché dice la prima fase di vendita è limitata solo ad alcuni settori. E andiamo a vedere il comunicato ufficiale della SSC Napoli, quali sono questi settori. In una prima fase di vendita i settori superiori delle curve dei distinti resteranno chiusi e saranno posti in vendita solo anelli inferiori oltre alla tribuna Posillipo e tribuna Nisida. Quindi le curve superiori e i distinti superiori al momento resteranno chiusi, in vendita soltanto il settore inferiore sia delle curve che dei distinti, oltre come detto alla tribuna Posillipo e alla tribuna Nisida. E giustamente parte la prevendita, cosa succede? Succede che Ticket One è già bloccato, perché è caccia al biglietto ovviamente, in migliaia subito in fila su Ticket One. Infatti, dopo pochi minuti dal fischio d'inizio della prevendita di Napoli-Juventus c'erano già oltre 5.000, per l'esattezza, eccoli qua, 6.006 persone in coda per poter acquistare il tagliando di Napoli-Juventus. In pratica bisognerà, tenendo presente che il turno per acquistare il biglietto comporta 10 minuti, ci vorrà con ogni probabilità qualche ora, se non di più, per poter appunto acquistare il biglietto della gara contro la Juventus, dello stadio Diego Armando Maradona. Oggi c'è stato l'allenamento del Napoli, il report, Rachmani in gruppo con Anghissà, Olivera e Lozano, in 4 hanno fatto lavoro personalizzato. Andiamo nel dettaglio report della seduta di allenamento. Si è allenato il Napoli questa mattina, hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1 chi ieri ha giocato contro il Lille, gli altri uomini della rosa sul campo 2 sono stati impegnati in un allenamento con la primavera disputando una serie di partitine. Sono tornati Lozano, Olivera, Anghissà, Zelischi e Kim, mentre Rachmani ha svolto seduta di lavoro con il gruppo, allenamento personalizzato in palestra per Demme, Sirigu ha svolto lavoro personalizzato. Questo è il discorso legato alla seduta di allenamento di oggi, che è successiva ovviamente alla gara di ieri con il Lille. Ieri, prima della gara con il Lille, ha parlato anche il lead of operation del Napoli Alessandro Formisano, l'ha fatto anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss dicendo divertente la maglia di Natale, ce ne saranno altre anche in futuro. Andiamo a vedere. Dice abbiamo la possibilità di accendere i fari su determinati temi e dobbiamo farlo, la guerra in Ucraina e disinnescare ogni conflitto dovrebbe essere il primo obiettivo del 2023 per tutti. Grande disponibilità per il calendario da parte di tutti i calciatori che sanno di partecipare ad un'iniziativa poco invasiva. Con il Villarreal abbiamo avuto il pubblico da campionato, contro il Lille qualche spettatore in meno, ma abbiamo fatto di tutto per permettere ai tifosi del Napoli di avere un momento di svago. Ampliare la gamma delle nostre maglie è qualcosa di divertente, come la maglia di Natale, e faremo altre sorprese nel corso di questa stagione, quindi vuol dire che ci saranno ancora tante maglie del Napoli. Siamo già arrivati, se non vado errato, a 7-8 già in questa stagione, quindi probabilmente arriveremo anche a 15, sicuramente sulle 12 se ce ne saranno delle altre.
Dalle parole di, saranno contenti Emanuele, ovviamente i collezionisti delle Mai, come me per esempio, dalle parole del leader operation Alessandro Formisano passiamo un po' a quelle che sono le notizie di calciomercato, perché è normale, con Kvicsia Kvaratskhelia con un ingaggio a 1,2 tanti hanno da bussare alla porta del calciatore. E allora rinnovo Kvaratskhelia, incontro giunto gli agenti, ingaggio raddoppiato, cifre in nuova scadenza, lo dice la Gazzetta dello Sport, che dice: i rapporti tra l'agente del calciatore Mamuka Ughelli e il direttore Giuntoli sono ottimi, le chiacchierate e il confronto sono continue, i due si sono riproposti di parlare del contratto a gennaio o forse anche più in là. Nell'anno che verrà si potrà prolungare fino addirittura al 2028 con adeguamento dell'ingaggio. L'ingaggio attuale di 1,2 verrebbe raddoppiato in pratica a 2,4. Un riconoscimento per Kvara, al tempo stesso una mossa preventiva del Napoli che in questo modo blinda il suo gioiello. Mercato e sempre mercato. Napoli, nessuno al posto di Demme. Se parte sarà sostituito con Gaetano, quindi è questo ciò che riporta l'edizione odierna del Mattino, che individua in Gianluca Gaetano l'eventuale sostituto nella rosa alle spalle di Stanislav Lobotka. Ci sono diversi club, sottolineato l'interessamento da parte della Salernitana, dice il Mattino, c'è anche il Bologna ma anche altre squadre europee. Il quotidiano spiega che la situazione è da tenere monitorata a gennaio se dovessero esserci sviluppi e sarà lui stesso a valutare se accettare o meno qualche possibile soluzione per trovare più spazio. In ogni caso, per Spalletti, la soluzione interna rappresentata da Gaetano risponde già alle esigenze del Napoli. Nel frattempo, Demme continua a fare i conti con un affaticamento muscolare e sta svolgendo un lavoro differenziato, anche se però si è appunto paventata la possibilità che il giocatore invece stia anche in un certo qual modo prendendo tempo, guardandosi un po' intorno e tirandosi fuori un po' da quelle che sono state le gare amichevoli di questi giorni. Napoli, 3 rinnovi in vista. Ovviamente c'è quello di Stanislav Lobotka che è quello più vicino, quantomeno quello più imminente. La società sta lavorando quindi ai rinnovi contrattuali e il primo della lista, secondo il Mattino, è Stanislav Lobotka, al punto che ormai l'annuncio è sempre più imminente. Dopo Lobotka toccherà ad Amir Rachmani, il cui rinnovo è già in calendario, e infine al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Questo appunto è la questione rinnovi. Oggi abbiamo raggiunto durante Calcio Napoli 24 Live il sindaco di Benevento Mastella, perché si parlava della questione aiuti al calcio e Mastella dice c'è un equivoco, sembra si voglia far fallire i Lotito e i De Laurentiis. Poi parla del Napoli e dello scudetto. Andiamo a vedere le parole di Mastella. Aiuti del governo al calcio? Il calcio non è un impianto effimero perché regala tantissimi posti di lavoro. Qui non si tratta di non pagare ma di rateizzare il dovuto. Io non vedo questa sorta di populismo sulla manovra che si sta per porre in atto. La reputo una scelta giusta perché comunque pagheranno il dovuto, seppure in varie rate. Tutela straordinaria rispetto ad altri settori non è così. In tanti stanno beneficiando della dilazione di pagamento. Il calcio è la seconda impresa nazionale, quindi è normale che ci sia molta attenzione. La maggior parte dei club italiani sono tutti a capitale straniero. Se vogliamo questo, allora dobbiamo far fallire i vari Lotito e De Laurentiis. Siamo sicuri di volerlo? Fiorentina invece ai conti in ordine non è da biasimare se si lamenta, però poi c'è sempre una sorta di condono mascherato. Il prossimo anno magari sarà commisso a pagare in maniera dilazionata. Sul Napoli Spalletti deve motivare nuovamente i giocatori dopo la sosta, c'è bisogno di rialzare i ritmi per evitare di scivolare. Tutti noi ci auguriamo che la stagione possa finire nel migliore dei modi. Scudetto? Non lo dico per scaramanzia. De Laurentiis dal punto di vista dei conti ha fatto un grandissimo lavoro, trovando poi giocatori incredibili. Questo è quello che appunto ha dichiarato ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live Gaetano Mastella appunto il sindaco di Benevento. Per quanto riguarda invece ancora il calciomercato, Kiss Kiss Napoli oggi
ha riferito che la notizia è venuta fuori già nella giornata di ieri. Bambà piace al Napoli, ieri tra l'altro ha fatto gol, l'ultimo gol, quello del 4-0, poi ha segnato da Spadoli il gol del 4-1 finale, ed è un obiettivo del Napoli, quantomeno piace al Napoli. Walter De Maggio infatti ha dichiarato durante Radio Gol su Kiss Kiss Napoli che Bambà è nella lista del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, va aggiunta però anche una cosa, arriverebbe non prima della prossima estate, non a gennaio. Bambà sarebbe entusiasta di giocare a Napoli, tant'è che lo avrebbe anche rivelato in una confidenza fatta ad un suo amico. Questo quanto riferito appunto alla radio ufficiale del Napoli. Un calciatore che comunque, lo dicevo anche ieri durante la live reaction di Napoli-Lille, è un calciatore molto forte, tant'è che nei videogiochi ha una velocità incredibile ed è un calciatore attenzionato dal Napoli, così come lo è anche Diallo, che ieri ha in pratica, anche se a me devo essere sincero non mi ha fatto impazzire più di tanto, però ha comunque annullato Victor Osimhen, che a mio avviso era anche in difficoltà in quanto appunto i carichi di lavoro, ecco, si fanno sentire. E a proposito della sconfitta di ieri, un approfondimento che vi invito a leggere su calcionapoli24.it riguarda proprio la sconfitta, il paragone della sconfitta del Napoli con il Lille di ieri, paragonandola a quella col Benevento del 6 di settembre del 2021, quando il Napoli perse allo stadio Diego Armando Maradona per 5-1 addirittura contro il Benevento. Si scrive Lille e si legge Benevento, l'assist a chi non aspettava altro, perché è vero, il Napoli ha perso allo stadio Diego Armando Maradona, l'ha fatto per 2 volte, 2-3 contro il Villarreal, l'ha fatto anche contro il Lille per 4-1, ma c'è da dire che per quanto riguarda il Lille, il campionato francese ripartirà in pratica adesso, il giorno 28, mercoledì 28, il Lille scenderà in campo in trasferta per la ripresa della Ligue 1 contro il Clermont, mentre per quanto riguarda il Villarreal giocherà il 31 di dicembre nella gara appunto della Liga spagnola. E quindi non bisogna fare allarmismi, bisogna restare tranquilli. Questo è soltanto calcio d'inverno, lo abbiamo definito così, visto che comunque quando si tratta di calcio estivo, calcio d'agosto, appunto abbiamo sempre parlato, come dicevo, di calcio d'estate, calcio d'agosto. Ecco, per questo il paragone con il periodo della sosta estiva. Non serve fare allarmismi per la sconfitta del Napoli contro il Villarreal e contro il Lille, avanti di condizioni ovviamente e squadre importanti, nemmeno serviva fare trionfalismi sostanzialmente qualora il Napoli l'avesse battute tutte e due, magari con risultato roboante, anche perché il test importante, quello decisivo, è quello del 4 di gennaio con l'Inter, quando il Napoli dovrà portare a casa il risultato per proseguire la corsa a scudetto. Dombélé ieri ha giocato bene a mio avviso, accelerazioni possenti e travolgenti, il Corriere dello Sport dice finalmente sprazzi di Dombélé, le facce a volte raccontano gli stati d'animo e Spalletti è sembrato turbato, certo, ma neanche tanto, perché qualcosa ha visto e sulle accelerazioni di Dombélé, possenti, travolgenti, ha potuto sorvolare e sulle difficoltà umanissime a sviluppare calcio verticale. Napoli-Lille però porta strascichi, perché il Mattino fa sapere che sono state sanzionate 13 persone per possesso di droga, multati anche 4 parcheggiatori abusivi. Gli agenti del commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per accesso al Maradona in occasione di Napoli-Lille, hanno sanzionato 13 persone tra i 17 e i 50 anni per detenzione di sostanze stupefacenti e violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo. Sanzionati anche 4 parcheggiatori abusivi
per contrastare il fenomeno. Infine sono stati rimossi 87 veicoli in divieto di sosta e contestato 112 violazioni del codice della strada, verrebbe da dire più un bollettino di guerra, una strage più che un pre-gara con il Napoli. Il PSG compra Osimhen per 200 milioni, dietro front di Omar Katugba, stavo scherzando, ne abbiamo parlato anche oggi durante CN24 Live. Il Real Madrid vuole, secondo quanto riporta il magazine Sport Bible, vuole Kylian Mbappé per 1 miliardo di euro, e allora Omar Katugba ha scritto il Paris Saint-Germain lo vende e compra Victor Osimhen per 200 milioni. Però poi il dietro front, stavo scherzando, ama Napoli e vuole esserci e vincere trofeo. Di recente lo ha detto anche in un'intervista, mi sembra tanto di volersi arrampicare sugli specchi dopo una gaffe che appunto è stata compiuta. Museo Maradona torna ovviamente in voga, l'idea di De Laurentiis, video interattivi, effetti speciali e cimeli storici. Come riporta il Mattino, l'idea del Comune di Napoli è quella di creare un itinerario turistico rendendo lo stadio di Fuorigrotta visitabile come accade in altre città. A metà gennaio potrebbero esserci i primi incontri tra Palazzo San Giacomo e la società di De Laurentiis. Se dipendesse dal presidente, la location del museo ricadrebbe inevitabilmente sullo stadio. Ha in mente un progetto moderno, piattaforme multimediali interattive, effetti speciali, oltre alla raccolta dei cimeli storici. Dalla fondazione del club fino alla cavalcata degli ultimi anni nei quali il Napoli ha cresciuto a dismisura il suo appeal per brand e risultati sportivi. L'ultima notizia che vi voglio appunto mostrare è il nuovo tatuaggio di Lorenzo Insigne, l'ex capitano del Napoli. È una dedica commovente alla figlia. Eccolo qua, il tatuaggio di Lorenzo Insigne, dove si vede appunto Lorenzo con la moglie, con i 2 bambini e poi con un angelo Vittoria scritto in alto sul petto, e poi via via i nomi degli altri figli, Carmine e Christian. Ovviamente vi rimando a Calcionapoli 24 per tutte le notizie dell'ultima ora, dell'ultimo minuto come questa. Sky, Berezinski Napoli, affare definito, decisa anche la formula dell'operazione, i dettagli, perché ci sarà prestito con diritto di riscatto al Napoli da esercitare a fine campionato, prestito secco invece per Zanoli, che si trasferirà a Genova e che quindi farà esperienza nel campionato italiano con la maglia della Sampdoria. Come dicevo, per tutte le altre notizie vi rimando a calcionapoli24.it. Un saluto di ringraziamento ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Gli appuntamenti domani alle 9:30 con la rassegna stampa, dalle 12 alle 14 CN24 Live, Vincenzo Grandino e i suoi ospiti. The Cape torna nel pomeriggio di domani dalle ore 18 in poi. Da Ciro Novellino è tutto, appuntamento alla prossima, ciao!